Grande successo per la quarta edizione della Venice Open Water, detta anche Nuada Longa, la gara di nuoto in acque libere che si è disputata al Lido di Venezia sulla spiaggia del Blue Moon, grazie all'ospitalità di Venezia Spiagge. Nei 3.500 metri, vittorie per Tommaso Cerin della Città Sport Vicenza e Maddalena Rossi del Team Verona. Nel miglio successivo per Gianluca Guadalupi ed Elisa Tagliapetra, quest'ultima del Nuoto Venezia. Nella gara sprint hanno primeggiato invece Riccardo Vianello e Nevena Bonivento, pure lei del Nuoto Venezia. Quasi 600 atleti che nuoteranno nelle acque antistanti il Blue Moon qui al Lido di Venezia, nelle 3 gare classiche della nostra manifestazione, gli 800 metri anche per i non agonisti alla mattina alle 10:30, poi il miglio classico alle 11:30 e infine alle 14 la distanza lunga, 3.500 metri con gli atleti più forti. La gara è stata organizzata dalla sinergia tra Venezia Triathlon e la Proloco del Lido Palestrina grazie alla collaborazione della Protezione Civile e della Polizia Locale del Lido, di numerose associazioni. Il Memorial Lucia Monti, in onore della nuotatrice muranese prematuramente scomparsa, è stato conquistato da Elena Lionello, miglior nuotatrice over 40. Nel ricordo di Lucia, gli organizzatori hanno voluto devolvere a scopo benefico un assegno di 800 euro all'associazione Mela Vivo, con cui Lucia collaborava, destinando dalla quota di iscrizione alla gara 1 euro per ogni partecipante. Una bellissima manifestazione al Lido, il quarto Venice Open Water, Nuada Longa, anche inclusività con la possibilità per i disabili di godere il mare grazie a Venezia Spiagge e alle sue strutture. Insomma, una bellissima giornata, il Lido cresce sempre di più.